I Turks tal Friul è un'opera teatrale di Pierpaolo Pasolini, scritta nel 1944 ed emersa solo nel 1976. I Turks tal Friul è composta da un solo atto di tipo drammatico scritto in friulano. Quest'opera attesta l'interesse di Pasolini verso il teatro negli anni giovanili della sua vita. Il grande progetto culturale per i 50 anni del terremoto culminerà nello spettacolo di Alessandro Serra, regista teatrale acclamato in tutto il mondo e che coinvolge una numerosa schiera di istituzioni culturali regionali: Cinema Zero, il CSS, Associazione Teatri Stabil Furlan, Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in collaborazione con il Centro Studi Pierpaolo Pasolini e l'Interregionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia. Alla conferenza stampa hanno preso parte l'assessore regionale alla cultura, Mario Anzil, che ha fortemente creduto nel valore di questo progetto, accanto al coordinatore Luca Giuliani, il referente archivi Pierpaolo Pasolini di Cinema Zero, Riccardo Costantini, e Rita Maffei, presidente del CSS. L'intera opera teatrale del poeta di Casarsa si basa su un episodio storico riguardante l'invasione dei turchi nel Friuli nel 1499. L'opera fu considerata dallo stesso Pasolini come il suo scritto migliore in friulano, come scrisse in una lettera a Gianfranco Daronco il 29 novembre del 1945. L'opera, secondo alcuni critici, è un chiaro riferimento all'invasione dei nazisti nel Friuli nel 1944. L'autore fa una sorta di polemica nei confronti dell'occupazione nazista.